Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. E buongiorno. Allora, per la prima volta sono da solo, mi manca il mio illustrissimo amico Davide Milan Stefanelli e per la prima volta dopo 300 circa puntate faccio questo programma da solo, Made in Polesine. Però non riesco a stare da solo, quindi a questo punto una grande magia, il cartonato del mio amico Davide. Ciao Davide. Allora cominciamo subito con i titoli di questa puntata e faccio anche titoli e Polesine e turismo, città contro paesi, servizi e disservizi, ospedali ai confini dell'impero, e ultimo ma non ultimo, rincari e problemi. Tutto questo dopo naturalmente una pausa con della musica che solo Radio Diva può darvi. Ritornati in studio, primo argomento della giornata, come sempre l'ho detto anche prima in entrata, manca il mio amico Davide Mila Stefanelli, c'è il suo cartonato e quindi sento sul collo la sua presenza, ma cominciamo con Polesine e turismo. In settimana ho avuto il piacere di intervistare Maria Adelaide Avanzo, che è la titolare di una delle più belle ville del nostro Polesine, che è Villa Cazzen. E in una chiacchierata che l'abbiamo fatto anche per Rovigo in diretta, quindi è su YouTube e anche su Facebook questa intervista, però faceva notare la signora Avanzo che stranamente dopo tanti anni è riuscita a portare clienti, ricordiamo che la media dei clienti che ci sono a Villa Cazzen sono clienti che vengono dall'estero, in particolar modo dal nord Europa, anche dalla Russia, addirittura anche da oltreoceano, e quindi ha una clientela veramente variegata ed importante. E hanno questa clientela veramente subito il fascino del nostro territorio anche durante l'inverno. Allora però diceva appunto a Maria Adelaide, perché non riuscire in Polesine avere un turismo 12 mesi l'anno o perlomeno 10 mesi l'anno, ed era un argomento che è venuto fuori anche molto spesso per quanto riguarda le nostre spiagge, in particolar modo Rosolina Mare, ma anche ancora più in particolar modo le spiagge del Delta, che invece di avere una stagione lunghissima hanno una stagione corta che si esaurisce praticamente entro 40 giorni. Allora le diceva, io sono riuscito a far questo attraverso una squadra molto giovane e con una sinergia con vari operatori, vari attori del settore. Però ci sono degli attori che sono abbastanza assenti. Sempre in questa intervista sottolineava il fatto che il Parco del Delta forse dovrebbe essere più partecipe e più importante in questo meccanismo, ma dopo io mi soffermo su questo discorso che diceva appunto sono riuscito a fare una squadra molto giovane. La squadra molto giovane implica che ci siano degli attori giovani, ma purtroppo nel nostro Polesine abbiamo che la media degli operatori è superiore ai 60 anni, quindi un attimino svecchiare questo nostro parterre di attori appunto del settore e trovare finalmente la maniera di fare queste famose sinergie. È un argomento che noi tocchiamo e cerchiamo di spingere fondamentalmente da anni e anni e anni. Il nostro territorio è uno dei territori dove non si fa squadra, e quindi a sprone di questo discorso appunto di un'operatrice illuminata che è riuscita a portare clienti, come ripeto, abbastanza importanti da tutte le parti d'Europa e del mondo nel nostro territorio, e a far gradire addirittura anche l'inverno, fare questo potrebbe essere capire che potrebbe diventare un ulteriore incremento al nostro turismo e un ulteriore incremento al nostro territorio che, come ripetiamo da una vita, e lo dice il nome stesso del nostro programma, è un territorio fantastico che potrebbe veramente gareggiare con territori simili e competitor che sono molto più famosi nel mondo. Naturalmente mi riferisco alla Camarga, ma non solo, e noi potremo veramente giocare ad armi pari. Quindi uno sprone alla amministrazioni, uno sprone a tutti gli operatori, cercare di far squadra in maniera veramente organica ed importante, e uno sprone soprattutto al Parco del Delta e al nostro amico sicuramente interessato presidente Moreno Gasperini, che possa veramente
dare una mano a questo progetto di 12 mesi l'anno, un turismo sostenibile in Polesine. Buongiorno, ritornati in studio. Secondo argomento di questa puntata anomala, visto che manca il mio amico Milan, Davide Stefanelli, si chiama ed è Città contro Paesi. Allora, partiamo dal presupposto che ho visto un film l'altra sera che secondo me è stato molto piacevole e interessante, che è Ciao Belli con Pio e Amedeo. A dire la verità mi aspettavo un film demenziale sull'onda anche dei programmi che fanno loro sulle televisioni, ma soprattutto sull'onda dei cinepanettoni. Invece è un bel film fatto bene, con un bravo regista. Ricordiamo che il regista, che naturalmente non ricordo il nome, è stato il regista dei primi film di Zalone, quindi di quelli di grandissimo successo, ed è fatto veramente bene. Detto questo, cos'è che parla questo film? Due amici che partono da un paese della Puglia, uno rimane in Puglia, l'altro va a Milano, fa un successo strepitoso a Milano, fatto sta che dopo ha un rovescio economico ed è costretto a ritornare nel paese. Ma nello sviluppo, nella trama di questo film, c'è che l'amico che è rimasto in paese va a Milano, vede come vivono a Milano, lo stress di abitare in una città e soprattutto la voglia che se ne dica, la gente ha voglia di ritornare a un regime di vita molto più tranquillo, molto più rilassato. E questo, diciamo che la prefazione di questo post, di questo secondo post di oggi di Made in Polesine. Allora, molto spesso si parla dello svuotamento dei nostri paesi. Io tempo fa per lavoro ero in Abruzzo e addirittura si offrivano case nell'Appennino abruzzese a €1 l'una, perché la gente effettivamente non voleva abitare nei paeselli appunto sperduti dell'entroterra abruzzese in Appennino eccetera, e quindi aveva svuotato e le città stavano sempre diventando più vecchie. Nell'epilogo del film c'è appunto una corriera che parte da Milano e ritorna al paesello con la gente che è stufa di vivere con i regimi veramente massacranti di una città, Milano in particolare, e quindi il piacere di ritornare nei nostri paesi. Parlavo proprio pochissimo tempo fa con un'imprenditrice di Bolzano che sta acquistando case nel nostro territorio, nella fascia, diciamo, non svelo un po' di segreti, però nella fascia Crespino Basso Polesine, e poi dopo le affitta o le vende a persone che abitano, non capisco perché, visto che anche loro hanno degli spazi abbastanza, però che abitano a Bolzano, nel Trentino, in montagna eccetera. Apprezzano molto il nostro territorio e quindi siccome molto spesso viene fuori che il Polesine è una delle parti più vecchie, proprio come utenti, come persone. Tante persone sono anziane ed effettivamente abbiamo case di riposo come se piovesse. Ogni paese del nostro territorio ha una casa di riposo strapiena di anziani e le case si stanno veramente spopolando, quindi la gente sta andando via. Molti laureati, è un argomento che abbiamo affrontato anche altre volte, molti laureati dopo una laurea appunto sono costretti ad emigrare. E quindi perché non cercare di rivalutare il piacere di abitare nei nostri territori? Come si potrebbe fare? Innanzitutto creando delle strutture e anche creando il problema dei trasporti è uno dei problemi più grandi che abbiamo. Anche qua è uno degli argomenti che abbiamo sempre affrontato, la Romea che è invivibile, non c'è una strada ferrata, se uno deve andare a lavorare a Padova ci mette un'ora e mezza, ci fosse una ferrovia magari ci metterebbe molto meno, se la Romea fosse meno impraticabile, praticamente invece di metterci un'ora e mezza uno potrebbe metterci mezz'ora. Quindi se riusciamo a creare queste infrastrutture, quanto meglio sarebbe abitare in un paese rispetto a una città? Punto di domanda. Quanto meglio sarebbe abitare, non so, Basso Polesine, Taglio di Po, Porto Viro, Porto Tolle, eccetera, a 2 passi dal mare, e dopo magari in 20 minuti riesci ad andare nelle città di riferimento, Ravenna, Padova. Quindi meditate, gente, meditate. Innanzitutto riscopriamo il piacere di abitare in campagna e questo non è poco. Però la campagna deve offrire delle attrattive, delle cose che vale la pena abitarsi qua, al di là dell'aria, al di là di questo e dell'altro. Creiamo
queste famose infrastrutture, mettiamo a posto queste strade, ne abbiamo parlato già la settimana scorsa. Romea Commerciale è un progetto fermo con le 4 frecce, addirittura già predisposto con tutti i parametri già pronti, eccetera. Cominciamo già da questo a farlo. Pensiamo che potrebbe essere interessante una ferrovia che da Basso Polesine arriva, non so, a Padova, oppure, visto che ce l'abbiamo già, dal Basso Polesine o da Chioggia possa arrivare già a Verona. Quindi si aprirebbe veramente un mondo importante. Meditate, gente, meditate. E dopo questo, naturalmente, un po' di musica, sempre con il fiato sul collo che sento da parte del mio amico Davide Milan Stefanelli. Ritornati in studio, ritornati dopo questa musica che solo Radio Diva può dare. Naturalmente salutiamo gli amici di Made in Polesine e questa diretta che appunto vi sta seguendo, vi sta portando un po' di notizie del nostro bel Delta. Allora, servizi e disservizi. Taglio di Po c'è un centro di medicina di gruppo integrata, praticamente è il centro dove si possono prenotare sia le medicine che le visite con i vari dottori che fanno parte di questo gruppo, e c'è un sacco di gente che si lamenta perché non riescono a prendere la linea è libera, però gli operatori non rispondono e naturalmente volevamo capirne un po' di più. E ho chiamato il referente dei 6 medici che fanno parte appunto di questo gruppo, che è il dottor Camisotti, un dottore di Ariano, e mi diceva appunto: guarda, i problemi sono 2. Innanzitutto che c'è in questo momento un aumento di richieste di assistenza per, lo sappiamo tutti, questa pandemia che sta crescendo in maniera esponenziale, sperando che questo sia determinato da un picco finale che dopo, qualcuno parla dopo gennaio, dovrebbe scendere precipitosamente, e quindi forse ritorniamo a un minimo di normalità. Fatto sta che adesso effettivamente tra persone positive, tra tamponi da fare, tra altre emergenze eccetera, gli studi medici sono stracolmi e impegnati. In particolar modo questo centro di medicina integrata non riesce a rispondere. Allora il dottor Camisotti ci ha detto: primo, c'è questo problema di questa emergenza, ma in seconda battuta uno dei problemi più grossi è un problema solamente tecnico, perché il centralino che abbiamo a disposizione è un centralino che, se un utente chiede di parlare con il medico e quindi il medico prende la linea, ricordando che è una monolinea, il centralino dà segnale libero, ma però effettivamente il telefono è occupato. Quindi diceva il dottor Camisotti, purtroppo dobbiamo dipendere dall'ULSS 5, non possiamo decidere noi di cambiare i centralini eccetera, molto semplicemente basterebbe avere un centralino di quelli non penso neanche sofisticatissimi, dove ti possa dire, come dicono in molti ospedali, oppure con le utenze telefoniche eccetera, l'utente deve aspettare, ci sono 4, 5, 6, 10 utenti prima di lei, decida lei se aspettare o meno, e quindi tu sai che magari entro 5, 10, 15 minuti potrai avere una risposta. Cosa costa questo qua? Non so cosa possa costare, costerà qualche centinaio d'euro, migliaio, forse di più. Quindi creare un supporto e evitare che la gente si arrabbi, perché effettivamente c'è un grosso malumore e malessere anche per questo motivo. Telefono, la linea è libera e non mi rispondono, allora i dipendenti non hanno voglia di lavorare eccetera, e poi parte tutto un meccanismo di lamentazione eccetera, mentre purtroppo ci sono 2 ragazze solamente in questo studio che rispondono, sono oberate da persone che chiedono e persone anche che molto spesso si arrabbiano ed offendono. Quindi basterebbe, non so, ULSS 5. Non penso sia una spesa che ti possa complicare la vita. Diceva il dottor Camisotti che è da mo' che hanno chiesto questo, ed è da mo' che non viene sviluppato e non viene messo questo centralino. Quindi meditate, gente, meditate. Prima di tutto, se telefonate e trovate libero e non rispondono, non è vero che è libero, c'è dall'altra parte, probabilmente sta parlando un dottore o quant'altro. Seconda battuta, ULSS, mi raccomando, metti questo centralino, ma non fra 6 mesi, domani, capito? E quindi naturalmente un po' di musica, sperando che nella playlist ci sia una musica che riconcilia un po' gli animi, vero Davide? Ritorniamo sull'argomento
ospedali. Visto che penso sia l'argomento principe, qua ci sono veramente tantissimi casi di persone positive, Taglio di Po 450, Portoviro 450/500, Porto Tolle almeno fino a ieri erano 200, comunque stiamo parlando veramente di numeri straordinari ed importanti e preoccupanti. Però parliamo di ospedali ai confini dell'impero. Intervista ad Enrico Naccari, che è stato uno dei responsabili del comitato per la salvaguardia dell'ospedale di Adria, in particolare adesso non c'è più, però appunto collabora anche a livello regionale e anche a livello nazionale per appunto la salvaguardia dei posti pubblici, degli ospedali pubblici. Da un articolo che aveva fatto in un giornale, nella Voce, che è un nostro giornale diciamo di riferimento e anche di collaborazione, aveva detto io ho prenotato un'ecografia e mi hanno detto 8 mesi, vado nella struttura privata, in particolar modo di Portoviro, nel giro di una settimana me la fanno. È un problema che abbiamo tutti riscontrato, ma aggiungeva e rincarava la dose. L'ospedale di Adria, oltre ad avere demandato tante altre funzioni a Trecenta, a Cavarzere addirittura, a Rovigo, fino al 31 di gennaio ha il pronto soccorso che non è operativo e quindi vengono direttate le persone addirittura all'ospedale privato di Portoviro, ma anche a Cavarzere e Rovigo, eccetera. E quindi è una situazione veramente difficile ed importante, ricordando che fino a ieri l'ospedale più importante del nostro territorio era Adria. Era un punto di riferimento, c'erano delle specialità anche eccellenti, come l'ostetricia, come l'ortopedia e quant'altro. Il fatto stesso che adesso invece si stia indebolendo sempre di più diventa un problema per noi utenti. Non so, se dobbiamo fare una visita già abitando nel nostro territorio, Portoviro, Taglio di Po, arrivare a Rovigo ci metti 40 minuti, se abiti per esempio a Scardovari ci metti 1 ora e mezza, è come fare un viaggio biblico. E quindi Naccari sottolineava il fatto che purtroppo noi siamo alla periferia dell'impero, e se l'impero, che dovrebbe essere la regione, dasse un pochino un'occhiata dall'alto verso il basso, che il Polesine ha esattamente un bel po' di migliaia di persone, ha una morfologia particolare di grandi distanze, che ha bisogno anche di strutture, di hub abbastanza vicine, perché ricordiamo Scardovari, Porto Tolle, Rovigo, più o meno ci metti 1 ora e mezza, quindi diventa veramente, se c'è un'emergenza, un problema arrivarci. E poi dopo c'è questo prediligere le strutture private, che è un'operazione, diceva Naccari, ma lo stiamo riscontrando, cominciato già tempo fa in Lombardia, in particolar modo sotto il governo Formigoni, in Veneto sotto il governo Galan, che purtroppo è una cosa che si sta riscontrando, cioè prediligere le strutture private contro le strutture pubbliche. Vabbè, detto questo, quindi ricordiamo, l'ospedale di Adria sta perdendo moltissime sue funzioni. Le amministrazioni dovrebbero, secondo me, battere un pochino i pugni, e la regione Veneto dà un'occhiata di più al nostro Polesine. E dopo questo un po' di musica, giusto Davide? Ritornati in studio, ritornato con il mio cartonato di Davide Stefanelli. Allora parliamo di rincari e problemi. In questo momento basta andare in qualsiasi paese, qualsiasi città, ci sono un sacco di cantieri aperti, le gru che finalmente ritornano, c'è questa possibilità di avere i vari bonus, non ultimo il fatto del 110%, ma anche il bonus facciate, bonus mobili, eccetera, tutto quello che può lo Stato dare una mano. Però in questo momento uno dei problemi più grandi è il rincaro delle materie prime. Ne avevamo già parlato addirittura con un operatore di Portoviro importante a livello nazionale ed anche europeo, Ferrari, che ci diceva che il ferro, l'alluminio, l'acciaio hanno avuto dei rincari tremendi, la benzina stessa, il metano, sappiamo quanto ci sta costando. Ma facendo un po' di numeri, allora le materie prime in edilizia, il legno da carpenteria è passato da 125 a 280 euro al metro quadro, il legno da costruzione è aumentato del 250%, le tubazioni sono ricarate del 73%, le tubazioni in polietilene 47%, fili di rame 55%, impianti idrosanitari 55%,
fondamentali tondini per il cemento armato aumentati del 43%. Questa è una fonte da Panorama, da un giornale Panorama. Quindi purtroppo arriverà che chi ha fatto preventivi anche per questo famoso 110% dovranno rivederli e quindi scombussolato tutto il sistema. La domanda è questa: ma perché questi rincari? Cioè, è giustificabile il fatto che un anno di pandemia le aziende non hanno fatto riscorte in magazzino e quindi siamo ostaggi delle varie industrie che abbiamo delocalizzato in India o in Cina, eccetera, quindi questo movimento globale ci sta mettendo in ginocchio, o c'è una speculazione sotto? Questa qua è una domanda che vi buttiamo lì, non sappiamo rispondere. Fatto sta che questi aumenti porteranno ad ogni famiglia, qualcuno dice qualche migliaio di euro a fine anno di aumento tra le bollette eccetera, ma sicuramente porterà un impoverimento, perché la gente consumerà meno, già consuma meno per la paura della pandemia, consumerà meno perché le cose costano molto di più, e poi naturalmente c'è sempre il problema della fiducia nel futuro. Più le cose aumentano in maniera così esponenziale, più la gente ha paura e non sa cosa doversi aspettare, porta i remi in barca e non spende. E siccome siamo un paese occidentale e capitalistico, quando non si spende il nostro mondo si blocca. Va bene, detto questo, con un po' di amarezza vi mando al prossimo post dove faremo i saluti, naturalmente sempre osservato speciale dal mio amico Bilan Stefanelli. Ritornati in studio per i saluti finali, naturalmente è un piacere stare con voi, mi sento veramente orfano, è molto difficile farlo da soli questo programma, e naturalmente spero che il mio amico Davide ritorni quanto prima in forma e ci venga a sostenere e soprattutto a condurre questo programma. Da Leandro Maggi e dal Cartonato è come sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.